Non si arresta il trend in crescita dei casi di coronavirus in Sardegna. Nelle ultime 24 ore si è raggiunto il picco massimo di casi positivi dall'inizio dell'epidemia, con ben 87 tamponi positivi che portano il totale a 293, numero che comprende le 2 persone decedute e le 3 guarite. I pazienti ricoverati in ospedale sono 56, di cui 15 in terapia intensiva, mentre 217 sono le persone in isolamento domiciliare. A livello territoriale ci sono 43 casi nella città metropolitana di Cagliari, più 2, 8 nel sud Sardegna, più 1, 4 a Oristano, più 1, 22 a Nuoro, più 1, 216 a Sassari, più 82. Proprio questa provincia, che comprende anche i casi verificatisi a Olbia, rimane sotto pressione con complessivi 142 casi che sono stati registrati negli ultimi 2 giorni e che la portano a sommare oltre la metà dei positivi rilevati in Sardegna. Nell'isola l'ultima settimana ha rappresentato una svolta sotto il profilo della crescita di contagi, con un aumento esponenziale che ha portato a quadruplicare il numero dei positivi in pochi giorni. Siamo ancora a numeri gestibili dalle strutture sanitarie regionali, ma occorre interrompere la catena di contagio che, come raccontano i dati finora rilevati, sta passando attraverso le strutture sanitarie con un gran numero di medici e infermieri contagiati. Intanto, dopo le procure di Sassari e Tempio, anche quella di Nuoro viene chiamata in causa. La deputata del Movimento 5 Stelle, Mara Lappia, ha comunicato di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Nuoro, con il quale chiede che si accerti quanto segnalato agli operatori sanitari dell'ospedale San Francesco di Nuoro dai sindacati e dalla stessa deputata, con numerosi solleciti e richiami alla dirigenza dell'ASL e all'assessorato della sanità e alla stessa giunta regionale. In particolare le richieste avanzate di dotare il personale di tutta l'isola di dispositivi di sicurezza quando ancora non si erano registrati i casi di Covid-19 in Sardegna. Nulla si è mosso per giorni, non sono state date comunicazioni tempestive, chiare e formali al personale riguardo alle disposizioni urgenti e ai protocolli da adottare, denuncia Mara Lappia.